Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con veloce Fiorenza Cla che prende l'iniziativa nei confronti di Fast Equos Jet. Numero Poi 5, in Futura corda 3B, Firefox dei Giovi. Ha sbagliato Fiorenza Cla che era al comando e così Numero passa 3, a condurre Fundi Fiorenza dei Cla, Greppi. squalificato. Fundi dei Greppi in vantaggio su Fast Equos Jet, Firefox dei Giovi, Frank Bye Bye. Poi Fast and Furious alla retroguardia, Favola e K. Passaggio davanti alle tribune con Fundi dei Greppi in vantaggio nei confronti di Fast Equos Jet, poi Firefox dei Giovi, Frank Bye Bye, 400 metri che se ne sono andati in 31. Continua a guidare l'outsider Fundi dei Greppi. Fast Equos Jet sembra prepararsi per spostare all'esterno dopo 600 metri di corsa, passati in 46,8, con Fundi dei Greppi all'avanguardia. Fast Equos che muove e va a destra del leader, ottiene il via libera dopo un giro, mentre ha galoppato anche Firefox dei Giovi, squalificato. 800 in 1,1,7. All'avanguardia Fast Equos Jet nei confronti di Fundi dei Greppi, terza posizione per Frank Bye Bye che precede Fast and Furious e Favola e K che ha mosso all'esterno. Chilometro in 1,16,9. Fast Equos Jet in vantaggio nei confronti di Fundi dei Greppi. Sposta Frank Bye Bye in anticipo su Favola e K. Prova a risalire all'esterno Manuel Pistone, rimane terzo in corda Fast and Furious, 1.31,9 i primi 1200 metri di corsa, con Fast Equos Jet che guida. All'esterno Frank Bye Bye, in corda Fundi dei Greppi, seconda pariglia per Favola e K. Piegata di destra passata in 14,9, accelera Fast Equos Jet per mettere in difficoltà Frank Bye Bye, che all'esterno prova a tenere il contatto e anzi andare sulla leader. In corda poi Fundi dei Greppi, Favola e K e Fast and Furious. La retta di là in 14,5, 2,1,3 il miglio di gara di Fast Equos Jet che si mantiene in evidenza nei confronti di Fundi dei Greppi e di Frank Bye Bye. In corda Favola e K, ha perso contatto Fast and Furious a 250 dalla conclusione, ha allungato in maniera decisa Fast Equos Jet che entra in retta arrivo in chiara evidenza nei confronti di Fundi dei Greppi, Frank Bye Bye e Favola e K. Fast Equos Jet nel finale viene a rifinire il tutto in gran semplicità, vince bene nei confronti di Fundi dei Greppi che prende il secondo, al terzo Frank Bye Bye avanti a Favola e K. 1.16,4 ragguaglio cronometrico, 29,9 anche ad arrivare. Come un orologio svizzero Roberto Vecchione scandisce i parziali regolari per portare a casa la lieva del Team Elert di proprietà di Jean-Pierre Barjon, una figlia di Ridley Express e Occhiata Jet, che in percorso di testa dopo aver ottenuto il via libera da Fundi dei Greppi porta a casa la vittoria sulla stessa. Al terzo Frank Bye Bye.